Coltiva la sostenibilità e vinci. Grande successo per l'iniziativa di AT2000 che ha presentato i risultati e i futuri sviluppi di Accademia AT2000, la piattaforma digitale educativa dedicata all'economia circolare a disposizione di tutta la comunità. L'evento ha anche l'occasione per celebrare l'impegno dei cittadini con la premiazione dei vincitori del concorso. All'incontro sono intervenuti il presidente Alberto Rigotto, il direttore generale Walter Giacetti, insieme alla responsabile della comunicazione Michela Dosualdo. Presenti anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte nelle premiazioni e altri amministratori dei comuni serviti da AT2000. Accademia AT2000 è davvero un progetto molto significativo, e quando dico significativo non è perché ce lo diciamo noi, ma perché appunto c'è stato un riscontro importante dei cittadini e dei comuni. Da noi ce ne sono 79 di comuni che sono aderiscono e sono i proprietari di questa azienda, e tanti cittadini hanno aderito a questa iniziativa, che di fatto è un'iniziativa digitale di sostenibilità ambientale, quindi bello veramente, e il riscontro c'è stato. Lanciata lo scorso maggio con l'obiettivo di diffondere la cultura della riduzione, riuso e riciclo, completamente finanziata dal bando per la comunicazione locale ANCI-CONAI, Accademia AT2000 si è confermata uno strumento efficace per coinvolgere la comunità. I dati evidenziano un'ottima risposta dal territorio. La piattaforma ha finora registrato 821 utenti iscritti e oltre 12.000 visualizzazioni di contenuti. Siamo veramente felici di aver premiato i vincitori, che sono un simbolo un po' di tutti quelli che hanno partecipato, che sono veramente tanti, e abbiamo visto molta sensibilità, e questo è l'obiettivo dell'iniziativa. La piattaforma contiene un ampio catalogo formativo con video lezioni tenute da Gaia, l'avatar virtuale creato da AT2000, che spiegano la raccolta differenziata, riciclo e le buone pratiche per ridurre gli sprechi, giochi interattivi, quiz, racconti illustrati e doc-film, tutto a tema ambientale. Sarà un concorso collegato all'Accademia AT2000, la nostra piattaforma, anche con le scuole, proprio per creare un circolo virtuoso e un collegamento tra generazioni.